Amici di Crucere Memoria, cari amici della Sardegna, siamo da là dai Sardi e in un contesto climatico non facilissimo. Oggi vi facciamo vedere alcune immagini di un sito bellissimo appunto di là dei Sardi, Sos Nuratolos. Venite con noi perché è molto intrigante, ok? Il primo step dai parcheggi è una bella salita impegnativa di circa 500 metri che vi farà venire il fiatone, ma comunque sarete ripagati dal primo sito del complesso santuariale di Sos Nuratolos. Eccola qua, la fonte. Siamo, come potete vedere, a circa, vediamo un po' se l'orologino lo segna, 960 metri sopra il livello del mare, e quello che vedrete per prima sarà la fonte. Ora facciamo il giro. Purtroppo il drone non potrà volare perché c'è parecchio vento, non mi fido, non ne vale la pena. Ma eccolo qua, come appare il primo step. Sono in tutto 4 le strutture di questo meraviglioso santuario. Eccola qua, la prima è la fonte, guardate che meraviglia, è piena d'acqua, strepitoso. Speriamo che il vento non disturbi la mia voce, le immagini. Guardate l'aggetto del vestibolo, e poi io entro qui dentro pieno d'acqua che sicuramente sarà algida, e guardate, un sedile cultuale sia a sinistra che a destra. L'architrave è una sorta di nicchietta. I più appassionati vedranno l'ingresso del nuraghe con l'architrave e la prima finestrella. Strepitoso. Mi avvicino per farvi vedere la fonte, che è di una bellezza incredibile. Farete 50 metri e arriverete al secondo livello. Sì, perché il santuario, grazie Moni, perché il santuario di Sos Nuratolos è livellato anche come se fosse un qualcosa di step cultuale, di livelli cultuali. Magari non tutti potevano accedere a tutte le strutture che vediamo. Questo è infatti il secondo step, il secondo livello, ed è il tempietto circolare. Una struttura meravigliosa in granito, che dovrebbe essere appunto granito locale. La bellezza di questo piccolo tempio è che ha la parte posteriore circolare. Anche qui, come possiamo vedere, quello che rimane dei sedili, vediamo un po'. Ok, sì, si vedono. Ok, questa è tutta la zona posteriore che ha una sorta di sezione circolare. Anche questa, come potete vedere, ve lo faccio vedere qua, è aggettante. Verosimilmente questo posto doveva essere chiuso. Guardate che bellezza, le immagini dall'interno verso l'esterno. Una straordinaria perla del Monte Acuto. Eccoci, allora abbiamo percorso 160 metri dalla fonte, stiamo a 994 metri sopra il livello del mare. È un santuario costruito davvero in alto, non sono tantissimi, ed eccolo qua il terzo livello, che è il tempio a Meganon in Antis, anzi doppiamente in Antis, perché le prime propaggini le vedete qua e poi vi farò vedere le propaggini posteriori. È una meraviglia, io continuo a dire che qua è una gioia, amici di Crucere Memoria. Cronologicamente siamo in un contesto di bronzo finale, ok? Stava iniziando l'età del ferro, i nostri antenati sardi avevano smesso da un po' di costruire nuraghi e si dedicavano a queste bellezze. Il tempio che sto filmando adesso non è enorme, ok? Perché qua l'ambiente è piccolino, verosimilmente non dovevano starci molte persone. Sempre non dico a dimostrazione, ma comunque a contestualizzare il fatto che al primo livello ci andavano 8 persone, ma all'ultimo livello che vedremo ce ne andavano meno. Ok, stiamo per arrivare all'ultimo step, 1000 metri, amici di Crucere Memoria. Andiamo alla capanna. 800 metri circa, ma neanche, siamo a 1000 metri sopra il livello del mare, ed eccola qua, la capanna delle riunioni, forse, chissà, guardate che meraviglia, guardate che bellezza, i sedili che sono rimasti a noi. C'è tantissimo vento, c'è un freddo cane, ci stiamo congelando, e pensate che siamo partiti col sole e con una sorta di bonaccia.
ma ad ogni modo è stata un'esperienza straordinaria venire qua a guardarla con i nostri occhi e condividere questo meraviglioso santuario. Abbiamo detto siamo in territorio di Ala dei Sardi, ora io provo a mettermi così e magari anche, come possiamo dire, riparato dal vento. Abbiamo detto siamo in territorio di Ala dei Sardi, 1000 metri sopra il livello del mare. Il santuario di Sos Nuratolos ha esattamente 4 contesti straordinari, li ricapitoliamo: una fonte, un tempio circolare, un tempio a Megaron e poi l'ultimo step, qua dove sto filmando io, a 1000 metri sopra il livello del mare, la capanna. È stato un piacere, amici di Costiera Memoria. Io vi saluto con affetto, ci vediamo presto, ciao a tutti!